E con la fascia un po' così, e con la voce un po' così, di noi che ci hanno tolto le tonsille. Oh, Italia, due cose. Tre cose il Spi voleva dire bello. Guarda te se ad agosto devo fare ste robe. L'unboxing più veloce del mondo. Tac, fatto! Senza star là 2 o 3 ore. Però si aspetta. Però è anche vero che se io metto in copertina l'immagine, scrivo nel titolo cos'è, uno io sa già cos'è. Quindi anche là, cosa serve, no? L'effetto sorpresa dell'unboxing. Bravo, è un robot da casa. Forse lo sponsor non sa che vivo in un camper. In ogni caso, mi casa e stu casa. No, non è vero un cazzo. Minte il mio, tinta il tuo, come dico sempre. Mi casa e stu casa proprio zero. Cioè, sì, ovvio, ti viene automatico, no, dire, ma lanciare un robot pulizie in camper. Si può fare? Mi par quasi di copiare i The Show. Comunque no, vediamo. Qui c'è una webcam, no? Non so cosa serve. Boh. Forse serve a inquadrare sotto le cotole delle signore quando gira per casa, poi le invia ad un server estero e... Ah, qui è dove ci va l'acqua, perché sì, non solo spazzola, ma anche lava questo qua. No, cos'era? L'ho persa. Please switch on the power before charging. C'ha la base magnetica. E quindi provare un robot aspiratore in camper? Si può fare. C'è forte, c'è pure l'app che puoi programmargli tutto quanto, accenderlo, spegnerlo, eccetera, eccetera. Connected. Please go back to the app to continue the setup. Sì. Anche se vuoi il servizio di localizzazione, cioè metti hai la casa di Will Smith a 3 km e capito, sai in che chilometro è. Cercalo col QR. Che forte. Pulizia automatica, dati sulla pulizia, tanta roba. Pulizia automatica. Ecco, non gli ho messo l'acqua. Voglio vedere se cade giù dalle scale. Amy, guarda! Dimmi, Amy, cos'è quello? Cosa fa? Raccontami. Fa le cose? Ah, vuoi venire a usarlo? Dai, vieni su, dai. Cos'è? Ucciu che ti spassa io. Ucciu, va. Pausa. Cleaning paused. Che bello. Tanto figa l'app. Anche lei. Che forte, potenza di aspirazione, standard, massima. Mettiamo l'ultra massimo. Vedi, ti dice quanto ha pulito, 0 metri quadri per ora. Off the floor. Tutti incerti. Il buchino è un po' piccolino, sta mania dei cinesi, dei buchi piccoli. Ok, quindi metti io fossi uno un po' stravagante che dice ma io voglio avere il robot nel camper, vediamo come funziona. Che storia, cioè crea il programma di pulizia, gli dice a che ora iniziare, ignora, ok, io adesso voglio vedere report verbale, mettilo a cannone, And ready to start. perché noi siamo pulizia continua, non disturbare, sequenza di pulizia, no, volevo capire il discorso dell'acqua, hai capito? Sarà di pulire dell'acqua, vediamogli play, vediamo che succede, se lava così, di che roba. Italia al momento è catartico. Oh, ve la che ha tirato su sporchizzo, hai visto? Sì, beh, giustamente dice a quello serve. Non ridere, sta serio, è una roba seria. No, vabbè, l'app è veramente maniacale, ti dice il livello delle spazzole, tutto quanto. È veramente fatta a livello maniacale, bellissima. Oh, guardalo che è andato a farsi un giro. No, non ci credo, guarda, mi sta tracciando l'area di Pulmin. Così ho la planimetria del camper. Ma è fighissimo sto cazzetto qua, eh. L'unica cosa che non riesco a capire è come si cambia la modalità aspirazione dalla modalità che pulisce e lava per terra con l'acqua, no? Hai capito? Comunque è bello perché anche questo poi ritorna alla sua base a ricaricarsi, fantastico. Vedi, per ora abbiamo pulito 2 metri quadri.
Ovviamente, ovvio, noi ci abbiamo scherzato, la prova che abbiamo fatto era giusto per vedere come funzionava, cosa faceva, le caratteristiche principali che aveva, no? Devo dire, un ottimo prodotto. Ovviamente a me che vivo in camper è assolutamente impensabile avere una cosa del genere, ovviamente. A chi può essere utile, ragioniamoci un attimo, a chi magari è via soprattutto tutto il giorno per lavoro, ha una casa grande, e io direi per esperienza soprattutto a chi ha animali domestici, perché ti lasciano sempre un sacco di peli in giro per la casa, no? E con questo sistema che gira, può girare di continuo, insomma ti mantieni la casa sempre pulita. Cosa succede? Io quando abitavo nella casa che avevo gli animali, perdona la voce che mi hanno appena operato le tonsille, ovviamente pulivo tutto il giorno, anche 2 volte al giorno, però quando pulivo, cioè, venivano fuori tipo delle pantegane di peli, hai capito? Quindi insomma quantità importanti di peli, anche perché c'erano più cani all'interno della casa. Quindi provo a immaginare con un strafante del genere che continua in loop durante tutta la giornata a pulire da solo. In quel caso, in quel contesto, io direi che è decisamente utile. Se hai tipo quei micro appartamenti o cose del genere e non hai animali, secondo me assolutamente no. Coso? Dai! Volevi far vedere la tua pallina? Digli, guardate che io sono una grandissima recensitrice di palline. Ah, e che tengo anche da conto, perché quella pallina è da anni che ce l'ho e è sempre lì, vero Amy? Digli, sì, ci tieni tanto te la tua pallina. È una bella pallina, sì? Eccolo. Oh, baby,